Continua l'evoluzione di quello che sarà il nuovo Stadio Friuli, dalle grandi alle piccole cose c'è un elemento imprescindibile in ogni stadio che si rispetti, come sarà ovviamente molto bello il nuovo Stadio Friuli, è il maxi schermo. Siamo ormai abituati da quando è stato disinstallato il Cosmo, il vecchio maxi schermo che ha fatto compagnia per decenni a quella che era la squadra bianconera. Ci siamo abituati, come detto, a un maxi schermo portatile, ovvero che veniva portato proprio qui in occasione delle partite casalinghe dell'Udinese. Tramite un camion si alzava poco al di sopra del terreno di gioco e ci permetteva di godere il prepartita in pieno con la lettura delle formazioni, con i servizi realizzati da noi di Udinese Channel per il prepartita, più tutte quelle che sono le pubblicità per dare visibilità agli sponsor ogni domenica. Bene, da quella che sarà la partita contro il Sassuolo lasciamo un minimo di condizionali in attesa della certezza, però dovrebbe essere attivo il nuovo maxi schermo della curva nord, della nuova curva nord che sta nascendo. Lo abbiamo visto installato, siamo ovviamente stati tra i primi a immortalarlo e a farvi vedere le immagini del nuovo maxi schermo, però i tifosi potranno vederlo operativo già da questa settimana. Come detto, lascio un minimo di condizionale, ma dovrebbe essere così contro il Sassuolo, quindi aria di novità sempre piena qui al nuovo Stadio Friuli con il maxi schermo, che tra l'altro è davvero molto bello a primo impatto appena lo si vede, con una definizione ovviamente molto alta. È uno schermo di ultimissima generazione, ripetevamo comunque, come il Cosmo ci ha fatto compagnia per decenni, però godeva di immagini ben diverse da quelle che possiamo vedere oggi nel nuovo maxi schermo. C'è questa novità che è la testimonianza principale di oggi, ma c'è anche ancora tanto lavoro da vedere che va avanti qui allo Stadio Friuli, perché ricordiamo le tempistiche sono tutte da rispettare. Vuole farlo l'Udinese, il bel tempo permette anche l'avanzamento migliore dei lavori, tanto che tutti i settori stanno sviluppando quella che è la loro nuova identità, con in particolare anche quella che sarà la nuova curva sud, un po' il settore più tra virgolette indietro, ma è stato demolito poco tempo fa. Stanno già sorgendo quelli che saranno le colonne portanti della nuova curva sud, e quindi in attesa della rifinitura che ci sarà della curva nord, pian piano tutti gli altri settori si svilupperanno per arrivare a quello che sarà il nuovo Stadio Friuli, un sogno che cresce passo dopo passo, giorno dopo giorno. Oggi con questa chicca in più, il maxi schermo tutto ovviamente colorato, avveniristico, che farà compagnia a tutti i tifosi bianconeri per le future annate. Che va avanti qui allo Stadio Friuli, perché ricordiamo le tempistiche sono tutte da rispettare. Vuole farlo l'Udinese, il bel tempo permette anche l'avanzamento migliore dei lavori, tanto che tutti i settori stanno sviluppando quella che è la loro nuova identità, con in particolare anche quella che sarà la nuova curva sud, un po' il settore più tra virgolette indietro, ma è stato demolito poco tempo fa. Stanno già sorgendo quelli vero che veniva portato proprio qui in occasione delle partite casalinghe dell'Udinese. Tramite un camion si alzava poco al di sopra del terreno di gioco e ci permetteva di godere il prepartita in pieno con la lettura delle formazioni, con i servizi realizzati da noi di Udinese Channel per il prepartita, più tutte quelle che sono le pubblicità per dare visibilità agli sponsor ogni domenica. Bene, da quella che sarà la partita contro il Sassuolo lasciamo qui al nuovo Stadio Friuli con il maxi schermo, che tra l'altro è davvero molto bello a primo impatto appena lo si vede, con una definizione ovviamente molto alta. È uno schermo di ultimissima generazione, ripetevamo comunque, come il Cosmo ci ha fatto compagnia per decenni, però godeva di immagini ben diverse da quelle che possiamo vedere oggi nel nuovo maxi schermo. C'è questa novità che è la testimonianza principale di oggi, ma c'è anche ancora tanto lavoro da vedere. Continua l'evoluzione di quello che sarà il nuovo Stadio Friuli, dalle grandi alle piccole cose c'è un elemento imprescindibile in ogni stadio che si rispetti, come sarà ovviamente molto bello il nuovo Stadio Friuli, è il maxi schermo. Siamo ormai abituati da quando è stato disinstallato il Cosmo, il vecchio maxi schermo che ha fatto compagnia per decenni a quella che era la squadra bianconera. Ci siamo abituati, come detto, a un maxi schermo portatile, ovvero un minimo di condizionali in attesa
della certezza, però dovrebbe essere attivo il nuovo maxi schermo della curva nord, della nuova curva nord che sta nascendo. Lo abbiamo visto installato, siamo ovviamente stati tra i primi a immortalarlo e a farvi vedere le immagini del nuovo maxi schermo, però i tifosi potranno vederlo operativo già da questa settimana. Come detto, lascio un minimo di condizionale, ma dovrebbe essere così, contro il Sassuolo, quindi aria di novità sempre piena